E quanto previsto dalla legge non si è fatto altro che applicarla. Così Francis Contessotto, presidente FISM Treviso, in merito alla vicenda di 4 bambini non vaccinati esclusi da una scuola dell'infanzia di Cison di Valmarino. L'ULSS nei mesi scorsi ha fatto tutti i tentativi per contattare le famiglie, non ancora in regola, continua Contessotto. Siamo arrivati al momento in cui non ci possono più essere ulteriori appelli. Era una cosa che sapevamo. I genitori sono stati avvisati più volte, come ripetutamente sono stati chiesti i certificati o le autocertificazioni. So che quanto accaduto crea scalpore, ma non è un fulmine a ciel sereno, conclude Contessotto. Anche il Corvelva, che si batte per la libertà di scelta delle famiglie in tema di vaccinazioni, spiega che c'era da aspettarselo e che ci saranno altri casi come quello di Cison. Noi avevamo invitato tutti di non iscriversi alle scuole, avevamo tutti invitato di fare qualcos'altro perché la legge è ben chiara. Quei pochi casi che praticamente sono ancora dentro sulle scuole, vabbè, insomma, sapevano che poteva succedere questa cosa. Intanto tra meno di 2 mesi c'è un'altra scadenza, quella del 10 marzo, quando le autocertificazioni presentate a settembre dai genitori alle scuole, secondo quanto previsto dal milleproroghe, non saranno più valide. Entro questa data gli istituti si troveranno a dover gestire 3 casi distinti. Quelli che hanno fatto la dichiarazione o l'autocertificazione di essere in ordine con le vaccinazioni, i genitori che hanno autocertificato di aver chiesto l'effettuazione delle vaccinazioni e i genitori che hanno presentato copia formale della richiesta di vaccinazione, autocertificando di nuovo anche questa. Al momento non abbiamo indicazioni, spiega Cecchin. Per questo la FISM si sta muovendo in questi giorni sia a livello nazionale, sollecitando il MIUR e il Ministero della Salute, sia a livello regionale. Bisognerà per quella data avere indicazioni da parte del MIUR, quindi il Ministero dell'Istruzione, da parte del Ministero della Salute su che cosa fare, cioè prima di quella data noi crediamo come gestori si debba chiedere in sostanza ai genitori il deposito di idonea documentazione attestante le vaccinazioni fatte.